Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, mercoledì 26 novembre. Cominciamo dando una sfogliata ai quotidiani nazionali che hanno aperture tra loro molto diverse. C'è chi apre con l'analisi delle dopovoto regionali, c'è chi dedica invece alla giornata contro la violenza sulle donne, e invece altri apertura dedicata agli scenari eventi di pace che soffiano sull'Ucraina. Partiamo con la prima pagina del Corriere della Sera. Scintille tra i partiti per il dopovoto, frenata sul consenso libero contro le violenze, protestano le opposizioni. E poi naturalmente vediamo anche Kiev, avanti sui 19 punti l'inviato di Trump a Mosca. La Repubblica, legge contro lo stupro, dietro fronte della destra, sì bipartisan e reato di femminicidio, ma Lega e Fratelli d'Italia fanno saltare invece la riforma sul consenso della donna. Ma poi vedremo in particolare il gamba tesa entrata la Lega. Per la Stampa invece apertura dedicata allo scenario internazionale. Per Trump siamo vicini alla pace, annuncia che incontrerà Zelensky e Putin solo ad intesa fatta, ma Putin rifiuta il piano. Per il presidente USA l'Ucraina è d'accordo sui 19 punti, Mosca invece va avanti. E cominciamo a parlare della giornata contro la violenza sulle donne che si è celebrata ieri. La Stampa ospita un'analisi, un intervento della scrittrice Viola Ardone che si rivolge agli uomini e in particolare gli uomini che non vedono il problema non leggeranno questo articolo. Agli altri fa un appello: anche se non alzereste la voce e le mani, dovete educare i vostri figli maschi, spiegate e non date nulla per scontato. E sono proprio gli uomini a dover prendere, diciamo, parola e peso in queste vicende. E poi vediamo invece cosa succede mentre tutte donne, giovani donne, studenti, studentesse scendevano in piazza. È arrivato il sì al reato di femminicidio, che ne fa una fattispecie a parte con pene fino all'ergastolo, mentre dall'altra la destra frena sullo stupro. Si sono sentite le due leader dei partiti di maggioranza e opposizione, da una parte la Presidente del Consiglio Meloni, dall'altra la segretaria del PD Schlein, che denuncia che sono stati violati i patti. Però intanto sottolineiamo che il reato di femminicidio è diventato legge grazie al via libera unanime alla Camera, mentre nelle stesse ore in Commissione Giustizia del Senato la riforma del reato di violenza sessuale con l'introduzione del concetto di consenso è sfumata. Però vediamo, diciamo, anche un po' il bicchiere mezzo pieno. La battuta di LK è: Schlein ha telefonato a Meloni per chiedere chiarimenti, ha risposto Salvini, perché è stato appunto Salvini, forte dei risultati delle elezioni, a dare la frenata. La leader del PD, a proposito del voto che ha assegnato 2 regioni all'opposizione, dice: al lavoro subito, siamo pronti a governare, partita apertissima, e avverte sulla legge elettorale mai discussa con Meloni. Andiamo avanti, siamo agli scenari internazionali. Il mondo in bilico, titola La Stampa, e soprattutto con gli occhi puntati su quanto accade in Ucraina, dove finalmente dopo anni di guerra spirano venti di pace. Per Trump, ottimista, si dice sicuro che l'accordo è vicino, vedrò Putin e Zelensky, ma restano i nodi dell'esercito ucraino e della NATO. Vediamo in particolare a confronto le proposte, quella russo-americana, quella europea, quella ucraino-americana. In particolare, prima abbiamo visto l'esercito, adesso vediamo i territori. Per la proposta russo-americana, la Crimea, il Donbass, insomma, saranno riconosciute come di fatto russe, cioè riconoscendo, diciamo, le posizioni di guerra, mentre per l'Europa è contraria alle cessioni del territorio non occupato a est. La questione dovrebbe essere risolta dopo un cessato il fuoco completo e incondizionato. Secondo la proposta ucraino-americana sarebbe stata ribadita l'importanza del rispetto della piena sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina
Ucraina e naturalmente questa proposta diciamo, non è stata poi presa in esame. Intanto vediamo le due parti. Zelensky accetta il nuovo piano USA. Ricordate che Trump aveva dato una sorta di ultimatum dicendo di accettare entro giovedì, se no gli Stati Uniti avrebbero ritirato il loro appoggio, e Zelensky si era rivolto al suo popolo dicendo: bisogna scegliere tra perdere la dignità o perdere un alleato così importante. Adesso ha accettato il sì dopo le correzioni, ma il ministro degli esteri Lavrov punta i piedi. La base resta l'Alaska e sono in corso negoziati ad Abu Dhabi. Ma intanto la controparte russa, e cioè Putin, tace e prende tempo. La strada per chiudere l'intesa dunque è ancora molto ardua. All'appello manca solo la Russia, c'è un filo di ironia in questa frase: tutti gli altri sono d'accordo, la pace in Ucraina è vicina, lo dicono gli americani, non lo negano e lo sperano gli ucraini. Per il premier britannico Starmer, dopo aver presieduto una riunione virtuale dei volenterosi, i negoziati si stanno muovendo nella direzione giusta. Tutti ottimisti dunque, ma manca la voce russa che ancora non si è palesata, la più importante, visto che Mosca, che ha iniziato, continua e intensifica la guerra. I russi negoziano con gli americani ieri ad Abu Dhabi, ma non con gli altri, o meglio con gli ucraini, a suon di bombardamenti contro obiettivi civili. Quanto agli europei, da tempo Mosca li ignora, considerandoli un nemico da spaventare per il sostegno a Kiev e un ingombro nel dialogo strategico che vogliono intavolare con Washington. Fra superpotenze ci si intende, con pesi leggeri come gli europei no, e questa era un'analisi di quanto sta accadendo in questo momento. I pesi leggeri, cioè gli europei che invece si autodefiniscono i volenterosi, si sono riuniti in questa riunione virtuale e sottolineano la necessità di un contingente di peacekeeper, cioè di milizie per la pace. E poi c'è l'affondo del presidente francese Macron che dice: useremo i beni russi congelati, aggiorni la soluzione, perché sottolinea appunto che manca la volontà russa di arrivare ad un cessate il fuoco, c'è bisogno di un esercito ucraino forte e senza limitazioni. E vediamo l'altro scenario di guerra su cui un po' si sono calati i riflettori, e parliamo del Medio Oriente. L'ONU denuncia: Gaza è inabitabile, un abisso creato dall'uomo. Il rapporto dell'Agenzia per i Paesi in via di sviluppo denuncia che l'economia palestinese sprofonda, per ricostruirla ci vorranno decenni, ma era del tutto immaginabile. Gaza, e questo è un altro scenario, Gaza ci ha fatto dimenticare la Shoah e l'odio antisemita si riversa sull'Europa. Più della metà delle aggressioni a sfondo razziale ha nel mirino la comunità ebraica. Israele è l'ultimo baluardo. Si paga il conto di questa guerra da tutti e due i lati. E poi torniamo in Italia per riprendere la vicenda di questa famiglia che sta dividendo l'opinione pubblica. Molti gli attacchi anche alla magistrata, che cosa ha deciso? Di togliere la potestà a questi genitori che vivevano in un bosco in Abruzzo insieme ai 3 figli. Fanno parte di comunità che si definiscono neorurali e che rifiutano ogni modernità. Ora c'è una sorta di compromesso: sì ai test sui nostri figli, i genitori trattano, e il legale dice che in comunità i bambini hanno già socializzato con tutti. Allora, intanto la difesa della famiglia neorurale che vive in provincia di Chieti si affida a 2 argomenti. Il primo, dimostrare che la vita relazionale dei bambini che hanno studiato in questa forma di studio che si chiama unschooling, cioè lo studio da casa, e dice che non risente di questo percorso insolito. Secondo, il comfort effettivo dell'abitazione in pietra e mattoni sul limitare del bosco. I temi riflettono le perplessità sollevate da giudici del Tribunale dei minori dell'Aquila che hanno sospeso la potestà genitoriale ai 2 genitori, disponendo che i figli siano provvisoriamente alloggiati in una casa famiglia, dove la mamma può visitarli a orari cadenzati, il padre no.
Che cosa dice l'avvocato della famiglia? Da quando i ragazzi sono entrati nella casa famiglia hanno socializzato con tutti i suoi ospiti, bambini ed adulti, mentre invece la relazione di servizio diceva che i bambini erano isolati e quindi in qualche modo asociali, e poi sottolineava la preoccupazione per una supposta negligenza genitoriale per quanto riguarda l'istruzione e la vita di relazioni, e oggi l'avvocato dice che non è così. E poi servono test, li faremo, vogliono che un pediatra li visiti, li accoglieremo, non vi sono anomalie nello sviluppo relazionale di questi bambini che sono perfettamente in linea con i loro coetanei, anche se chiaramente vivono una vita molto diversa da quella di tanti coetanei. Ad esempio non hanno il cellulare, ma questa è l'ultima cosa. Quanto al secondo tema relativo alla sicurezza dell'abitazione, conferma i requisiti di abitabilità e che non c'è pericolo. Bisogna però anche dire che nelle ultime ore, e questo non c'è nei giornali, l'avvocato ha rimesso il mandato di assistenza alla famiglia perché poi in realtà c'è stato un irrigidimento da parte dei genitori. E a proposito di abbandono di bambini, ci sono quelli nel bosco, ci sono quelli nelle case di lusso come quelli della ex famiglia Totti. Dopo la separazione fra Francesco e la moglie Ilari c'è stata una denuncia di abbandono perché questi bambini, figli di tutti e due i genitori, sono stati lasciati alcune ore da soli a casa. Parliamo di bambini dai 7 agli 11 anni, mentre il papà con la nuova compagna andava a cena sotto casa. C'è stata una denuncia, Totti ha provato a dire c'ero io con i 3 figli, ma il video a casa Totti smonta l'alibi della tata. Ecco, questa era la tata che diceva di esserci, che però era in realtà reperibile, però insomma l'indagine è stata archiviata nei confronti di Totti. E poi la Corte dell'Unione Europea, a proposito dei matrimoni gay, ordina che vengano riconosciuti dagli altri stati e anche in Italia, dove invece c'è un registro a parte, quello delle unioni civili. Parliamo anche di questa svolta del Vaticano che dice il sesso rafforza il matrimonio, non serve solo a fare i figli, spiega come l'amore fisico aiuti il rafforzamento dell'unione unica ed esclusiva e il senso di appartenenza l'uno all'altro. E poi vi volevo leggere invece questo articolo che riguarda l'intelligenza artificiale e l'informazione. Siamo noi dei giornalisti, naturalmente in questo mare magnum dell'informazione diventa sempre più difficile distinguere tra verità e fake news. Che cosa ci dice questa ricerca? Ci dice che in realtà sono proprio i giovani a volere risalire alle fonti. L'intelligenza artificiale sta cambiando il nostro modo di informarci, ma anche di lavorare ed apprendere nuovi modelli comunicativi. Ed ecco qua un principio, quello della certezza, vale certamente per chi lavora con i numeri, ma con il proliferare delle piattaforme che forniscono spesso gratuitamente informazione, diventa per il lettore sempre più difficile discernere tra fake news e chi pubblica contenuti di qualità. E praticamente la ricerca dice che sono appunto i giovani, coloro i quali sono appena entrati nell'età lavorativa, si sono fatti più disillusi e la reazione paradossalmente è la ricerca di contenuti capaci di andare in profondità, superare il mero accadimento e fornire più interpretazioni. Quello che a noi nella scuola di giornalismo o nella gavetta si diceva le fonti, cioè appurare le fonti e capire da dove arrivano le notizie. Dopo questo lungo giro con la I si sta arrivando anche a questa conclusione. Ci fermiamo, c'è una pausa, restate con noi perché tra poco diamo una lettura ai quotidiani regionali. Bentrovati alla seconda parte della rassegna stampa di oggi, mercoledì 26 novembre, dedicata all'informazione regionale. Diamo un'occhiata subito al sito Sicilia Web, l'apertura dedicata ad un'operazione antidroga. Su WhatsApp la faccina che sorride è arrivata la droga, era il sistema per avvertire i clienti, cioè gli assuntori di droga, che la droga era disponibile. Venivano avvisati con l'invio di un messaggio al cellulare contenente appunto 2 emoticons, il pollice alzato e la faccina che sorride. 4 persone
persone sono state arrestate dalla polizia a Niscemi. La cessione avveniva prevalentemente in un casolare di campagna. E poi troviamo la polemica sulla presentazione di un libro: a Catania, capitale della cultura fascista, Trantino si dissoci. C'è l'idea di promozione culturale a proposito della presentazione di questo libro previsto appunto per il 29 novembre, e questo è un negazionista. Ma andiamo adesso a vedere invece le pagine dei quotidiani regionali. Partiamo da Repubblica Palermo, le pagine dedicate al capoluogo, la marcia per le donne, l'apertura di questo inserto, in centinaia al corteo contro la violenza di genere, la lista delle vittime lette in piazza e tante storie di amori tossici, siamo sopravvissute, l'omaggio degli uomini in seconda fila. Andiamo a vedere nel dettaglio queste storie tossiche. C'è una che racconta: provò a strozzarmi mentre i nostri figli dormivano, un'altra incinta e picchiata, e ancora vediamo altre storie. C'erano tante donne femministe, transfemministe, attiviste studentesche pensionate, madri con le figlie in braccio, tante storie come quella di Diletta, oggi psicoterapeuta, che racconta la storia vissuta quando era più giovane con il suo ex, che la minacciava: se non torniamo insieme mi faccio di eroina, le scriveva quando studiava all'università. Adesso che lei è psicoterapeuta riconosce questo copione e dice: si tratta di ricatto affettivo, ti stringe, ti isola, la colpa non è mai di chi lascia. E poi ancora la storia di chi racconta la paura che stringe e controlla, paura di cosa succede se non fai quello che vuole, se sorridi a qualcuno, se resti un minuto in più al telefono, se non torni a casa subito, se non sei abbastanza bella, se la casa non è perfetta, se i figli non vanno bene a scuola, se le bollette sono alte, se la cena è fredda. È sempre colpa delle donne. E poi alza la voce: basta, da sole non ce la facciamo, chiediamo aiuto, non permettiamo più a nessuno di farci del male, non siamo sole. Una richiesta di aiuto che però si scontra poi con la carenza di fondi, e lo leggiamo ancora su Repubblica. C'è uno scarto tra le spese reali e i fondi disponibili, un sistema che si basa su una struttura a tre teste: case rifugio, comuni e regione. Le prime accolgono, i secondi pagano, la terza rimborsa in parte le spese, che però superano di gran lunga le possibilità dei bilanci locali. In totale i comuni hanno rendicontato oltre 2,5 milioni di euro. La regione ne copre quasi 1,5. Tutto il resto ricade sulle casse cittadine, e sono numeri spietati, perché le case rifugio accreditate sono circa 55 e costano quasi 10 milioni di euro l'anno tra gestione e accoglienza. Se i comuni hanno finito i soldi, cercano di evitare di pagare, per esempio trovando cavilli o arrivando perfino a negare lo status di vittima. Non c'è stata violenza. Ad esempio al Tribunale di Caltagirone c'è un caso emblematico: un comune del Catanese ha impugnato un decreto ingiuntivo con cui una casa rifugio chiede 17.000 euro per 3 donne collocate d'urgenza dalla questura, sostenendo che la violenza non è avvenuta. E poi quindi tutto questo allarme si scontra con la crudeltà della burocrazia. Vediamo la prima pagina del quotidiano di Catania: la Sicilia, Schifani svolta con 20 milioni, ad Agrigento l'acqua ci sarà, vediamo poi qual è il caso. E poi dissidi tra proprietari terrieri sull'Etna, proprietari che spuntano come funghi. Anche questo lo vediamo nel dettaglio. Intanto ancora la violenza sulle donne, con la città in marcia contro la violenza sulle donne. A Messina c'è stata una manifestazione molto partecipata, e a una delle vittime, la giovanissima Sara Campanella, è stata dedicata una barca a vela dalla Lega Navale. Ma c'è anche la testimonianza della mamma di Sara, che lancia un appello a tutte le ragazze: non aspettate segnali espliciti, potrebbe essere troppo tardi, e torna sulla vicenda della figlia uccisa da un collega che si era invaghito senza esserne mai ricambiato né incoraggiato. E lei dice:
ricorda l'ultimo messaggio di Sara: quel malato mi sta seguendo, l'aveva inviato ad un'amica poco prima di essere colpita dalle coltellate, un nemico invisibile di cui Sara aveva percepito la pericolosità, nonostante non ci fossero stati in questo caso segnali d'allarme. Ricordiamo che il suo assassino Argentero poi è morto suicida in carcere. Sara non era vessata dai suoi messaggi, l'omicida non ha mai usato parole inappropriate né manifestato aggressività, eppure nel suo silenzio l'amata in maniera appunto folle, odiata e poi punita perché non era ricambiato. Sara non poteva denunciare ciò che non esisteva, c'erano soltanto pochi messaggi, eppure ha avuto l'intelligenza di registrarlo. E nonostante questo, questa donna torna ai famosi campanelli d'allarme, non sempre riconoscibili, perché il nemico si insinua ovunque. Se le ragazze aspettano i segnali premonitori, dice la mamma di Sara Campanella, sbagliano. Esistono uomini che si celano dietro il silenzio, uomini inutili che nel silenzio progettano anche la morte. Allora dico a tutte le giovani, e questo è il suo messaggio importante: esagerate, e non è appunto una provocazione, esagerate nel valutare quello che vi sta succedendo, esagerate anche nelle reazioni e nel condividere con tutti quelli che conoscono quanto sta accadendo. Andiamo adesso sulla Sicilia, pagina di Siracusa, un'altra storia, una donna che proprio nella giornata contro la violenza ha lasciato questo messaggio, lo vediamo qua in questa fotonotizia, sulla panchina rossa dal tribunale, e dice in questa grafia a stampatello: il mio ex mi alzava le mani per 5 anni, ma... Ho un messaggio anonimo, l'ho denunciato, ma il Tribunale di Siracusa ha archiviato le denunce. Naturalmente non possiamo entrare nel dettaglio di una storia. Cambiamo argomento. Le intimidazioni di Sferracavallo, il pizzino perduto rivela la lunga lista del racket. Che cosa è successo? I titolari di 5 attività imprenditoriali hanno trovato 5 bottiglie di benzina con un biglietto. C'era scritto 5.000 euro, una cosa detta loro mai accaduta. C'erano un bar, un ristorante, una gelateria, un market, ma un pizzino evidentemente è caduto dalle mani dei 2 uomini incappucciati che hanno lasciato queste bottiglie. Il foglio bagnato ma leggibile indica cifre precise, una sorta di mappa del pizzo del mandamento mafioso su cui si stende l'ombra dei Lo Piccolo, ed è su questi indizi che stanno lavorando gli investigatori della squadra mobile. Poi c'è la vicenda di Agrigento senza acqua, interviene la regione con 20 milioni. Appunto, l'altro interrogativo che resta attorno alla vicenda di Sferracavallo è se dietro ci sia la mano dei Lo Piccolo, scarcerato per fine pena a luglio, oppure questi picciuttazzi, esattori del pizzo, che sono stati arrestati ma che potrebbero essere stati ingaggiati dalla famiglia vera e propria, famiglia intendo mafiosa. E poi c'è la politica regionale, mozione di sfiducia subito, manovra poi. Dopo il primo esame in commissione la finanziaria subirà un rinvio proprio per consentire martedì ai partiti di discutere in aula la proposta di sfiducia presentata dai deputati dell'opposizione. Mozione che nasce dalle inchieste giudiziarie che stanno travolgendo la DC di Cuffaro in primis, ma che avevano già investito vari big della Lega e Fratelli d'Italia. In più il centrosinistra ha inserito fra le motivazioni i casi di mala sanità registrati nell'ultimo anno e le critiche sulla gestione dell'emergenza idrica e dell'emergenza rifiuti. Andiamo avanti, un'altra vicenda è quella che riguarda la gara del 118, il servizio di emergenza gestito dalla Seus. C'è uno stop, la Seus replica: abbiamo seguito le linee della regione. Che cosa è successo? Stoppiamo tutti, ma abbiamo seguito le indicazioni della regione, si giustifica la Seus, obbedendo allo stop ordinato dall'assessorato alla salute. Ma adesso sul caso del bando per le assunzioni del personale del 118 finito all'anticorruzione e bloccato alla regione, si arriva allo scaricabarile. A insospettire c'è questo, cioè che il concorso per l'aggiudicazione aveva un ribasso sospetto, e naturalmente sospetto perché era del 99%, quindi insomma immaginate.
Vediamo la Gazzetta del Sud, no al ponte sullo Stretto, il corteo sabato a Messina, parteciperanno anche la segretaria del PD Schlein e Bonelli. Ieri vi abbiamo fatto vedere questo video che è una sorta di inno del movimento No Ponte, e poi c'è la storia di questo bambino di 11 anni ricoverato al Policlinico per un'infezione da Escherichia coli ed è in osservazione. Andiamo avanti. Siamo alle pagine della Sicilia di Caltanissetta, ASP 12 medici assunti e 5 incarichi, arrivano i rinforzi nei presidi ospedalieri, almeno ogni tanto una buona notizia, dalla rianimazione alla riabilitazione va avanti la copertura dei posti, che è una delle crisi croniche del nostro sistema sanitario. E poi dicevamo il problema dell'emergenza idrica finita a Ribera, Schifani scarica, c'è questa sorta di scarica a barile, scarica il capo del consorzio Tomasino, perché in realtà l'acqua c'era, ma sarebbero stati privilegiati gli agrumeti a discapito delle reti cittadine di Trapani, per cui i cittadini sono rimasti a secco. L'acqua della diga Garzia, ridotta ad una pozzanghera che sta assetando l'intero comprensorio trapanese, è finita a Ribera per irrigare gli aranceti tra settembre e ottobre? Questo è l'interrogativo, è una domanda che corre veloce di bocca in bocca tra i sindaci del Trapanese, che cercano di contenere la rivolta dei cittadini che ricevono l'acqua nelle proprie case anche una volta ogni 4 giorni, e non siamo in estate, e questo rende la cosa ancora più insopportabile. E poi la vicenda del ticket ai crateri silvestri. Da qualche tempo la ditta Morosoli ha messo un ticket di 5 euro per l'accesso ai crateri silvestri, solo che si scopre adesso l'accesso per arrivare ai crateri è su un terreno che non è della società, e quindi si è fatto avanti il proprietario, questo Davide Biondi, di professione farmacista, che è proprietario delle 2 particelle catastali che coincidono con l'ingresso ai sentieri per i crateri silvestri. È finita a carte bollate, tant'è che adesso ci sono 2 diffide. Una storia e il commento degna di Pirandello, perché, racconta uno dei proprietari, ho pagato 5 euro di biglietto per entrare praticamente a casa mia. E poi siamo in conclusione, concludiamo con la vicenda shock di Cicerelli, questo giocatore del Catania che si è rotto il malleolo, la situazione è più grave di quanto previsto, avrà uno stop di 4 mesi, ma attorno a lui tutta la solidarietà e l'affetto della squadra, dei giocatori, dei tifosi e di tutti i dirigenti. Dunque la rassegna stampa finisce qua di oggi, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.